Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo fermi nella missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in un tema che sta già facendo parlare l'intera città, lascia il like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di davvero gigante sta prendendo forma. E la bomba questa volta non riguarda soltanto il Napoli, ma anche il Bari. Con un episodio di retroscena che quasi nessuno conosceva e che è venuto alla luce grazie al giornalista José Monno, in un'intervista sul canale ufficiale di areanapoli.it. Per la prima volta sono stati rivelati i dettagli di un accordo praticamente chiuso da Aurelio De Laurentiis. E ciò che è accaduto dopo ha scatenato il caos totale in Puglia. Secondo Monno, De Laurentiis, che controlla Napoli e Bari all'interno dello stesso gruppo imprenditoriale, aveva trovato l'intesa per l'acquisto di Mehdi Dorval, uno dei giocatori più amati dalla tifoseria del Bari. Il presidente vedeva nel terzino un investimento strategico, capace di rinforzare la squadra di Conte e, allo stesso tempo, mantenere la filosofia di puntare su giovani talenti destinati a valorizzarsi. Tutto era pronto per la firma. Ma poi, tutto è crollato. Quando la notizia è trapelata, la tifoseria del Bari è esplosa in una vera e propria rivolta. Dorval non era solo un calciatore importante, era una delle figure più popolari della squadra. Un simbolo di resistenza e dedizione che aveva conquistato l'affetto della città. L'idea di perderlo a favore del Napoli, pur all'interno dello stesso gruppo, è stata percepita come un colpo troppo doloroso, e i tifosi si sono mobilitati immediatamente. Monno descrive lo scenario come un autentico terremoto emotivo, proteste, messaggi, pressioni pubbliche e private. La prospettiva di vedere Dorval lasciare Bari ha riacceso un vecchio dibattito sul rapporto tra i due club della famiglia De Laurentiis. L'impatto è stato così forte che il presidente, per la prima volta dopo molti anni, ha fatto marcia indietro. Anche con l'accordo pronto, anche con tutto definito, il trasferimento è stato annullato. I tifosi si sono ribellati e Dorval non è partito, ha spiegato Monno. Una frase semplice, ma che dice tutto sul potere della piazza. Questo episodio mostra che non sempre il presidente del Napoli può agire come vuole sul mercato. Soprattutto quando si tratta del Bari, una città passionale e profondamente protettiva nei confronti dei suoi talenti. È difficile immaginare un'altra situazione in cui una trattativa già chiusa venga completamente ribaltata da una pressione esterna così intensa. Per il Napoli, l'opportunità è sfumata. Dorval è rimasto in Puglia e la dirigenza ha dovuto cercare altre soluzioni sul mercato. Per il Bari, è stata una vittoria emotiva. Una rara occasione in cui la tifoseria riesce a imporsi sul potere amministrativo. E per De Laurentiis, un promemoria che certe decisioni, soprattutto quando toccano il cuore di una città, possono incendiare più di qualsiasi sconfitta in campo. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli, e anche del Bari, se siete qui. Ha fatto bene De Laurentiis a fare marcia indietro? Dorval avrebbe dovuto rinforzare il Napoli oppure la scelta di mantenerlo al Bari è stata quella giusta? Lasciate la vostra opinione nei commenti. E non dimenticate di mandare un super thanks per sostenere il nostro lavoro.